I carabinieri della stazione di Ravanusa la scorsa notte hanno tratto in arresto un giovane di 15 anni di origine tunisina e denunciato un altro sedicenne di origine romena, entrambi residenti a Ravanusa, ritenuti responsabili dei reati di porto d'arma clandestina e di ricettazione, nonché per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Nello specifico, la pattuglia della suddetta stazione, mentre era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, sorprendeva i due giovani lungo la via Tintoria, il primo con al seguito una pistola di marca Mauser, modello 1934, calibro 7,65 Browning, con matricola Brase e relativo caricatore privo di colpi, il secondo in possesso di un noccoliere e di un disco metallico con 4 lame. Per i fatti sopra descritti, dopo le formalità di rito, il quindicenne veniva tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, condotto presso il centro di prima accoglienza Morvillo di Palermo. L'altro complice veniva denunciato in stato di libertà. Si è tenuta quindi l'udienza di convalida, nel corso della quale l'arresto veniva convalidato per il minore disposta alla permanenza nel centro di prima accoglienza. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare le responsabilità dei minori coinvolti, le quali non sono ancora definitivamente accertate.